Una rete di 20 minorenni è stata scoperta e denunciata perché sorpresi dalla polizia postale a condividere foto e video di orribili violenze con contenuti di elevata crudeltà. Immagini scaricate dall'ultima frontiera della divulgazione illegale, dal cosiddetto dark web, e subito scambiate sul cellulare con le più comuni applicazioni social. Una vera e propria chat degli orrori, dalla pedopornografia alle immagini raffiguranti squartamenti, mutilazioni, decapitazioni di persone e animali. L'indagine è partita 5 mesi fa dalla denuncia di una mamma di Lucca che aveva scoperto e denunciato il rinvenimento di alcuni video hard nel cellulare del figlio quindicenne. L'inchiesta aperta dalla Procura di Firenze, in coordinamento con il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, ha eseguito numerose perquisizioni nelle abitazioni dei minori nelle città di Lucca, Pisa, Cesena, Ferrara, Reggio Emilia, Ancona, Napoli, Milano, Pavia, Varese, Lecce, Roma e Potenza e appunto anche Vicenza. 20 ragazzi, il più anziano di 17 anni e il più giovane di 13. Sotto sequestro decine di telefonini e computer. Sono ancora in corso indagini da parte degli esperti della Polizia Postale per approfondire, analizzare e acquisire le prove informatiche e verificare il coinvolgimento di altri soggetti e avere così una mappa più dettagliata della diffusione del fenomeno.